Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spazzacci Mercato, Batman Napoletano. Come state? Va giù? Spero tutto bene. Allora va giù, cioè qua è proprio da fare uno sfogo assoluto, assoluto, perché ieri non mi sono riuscito a portare il video stesso ieri perché avevo un impegno. Notizia delle 16:21, quindi le 4:20 del pomeriggio. Gianluca Di Marzio ci dice: ultima ora, Napoli beffato. Mario Cila è vicinissimo al Milan. Decisivo il blitz di ieri. Beffato il club azzurro. Sempre Gianluca Di Marzio, però stavolta tipo una trentina di minuti dopo dice pronto già un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Tra lunedì e martedì il Milan conta di chiudere con la Lazio completato il sorpasso sul Napoli. Se volete, tutte le notizie che vi dico come questa le ritrovate sul mio canale Telegram Calcio Mercato Internazionale Italia. Link in descrizione. Come avete il link in descrizione delle donazioni. Per chi vuole potete donare. Allora, io, cioè, questi no. Ieri, a nemmeno 24 ore, già gli hanno proposto il contratto. Gli hanno proposto un contratto, se non sbaglio, poco più di superiore al Napoli, a quello che aveva fatto il Napoli. Gli hanno e contano pure di chiudere Mario Gila al Milan. Contano in quanto in 10 minuti hanno fatto questa cosa. Cioè, non è. Eh, non è possibile. Poi, va bene, è sfumato anche Calaili che pare che sia vicino all'Inter, ma vabbè. C'è una cosa incredibile sto fatto. Ehm, cioè, non posso crederci, non posso crederci che è sfumato così da niente Mario Gila a Napoli. Cioè, non c'è una logica, non ci sta niente che proprio. Chi si nemmeno in 20, questi in 24 ore sono riusciti a chiuderlo. Cioè, come cacchio è possibile che nemmeno di 24 ore questi hanno chiuso praticamente Mario Gila. Non siamo, non ci siamo riusciti in un mese, no? Cioè, è proprio incredibile. Poi noi teniamo pure, c'è da dire pure che noi teniamo un direttore sportivo oggi, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Cioè, abbiamo un direttore sportivo, Manna, che proprio non è, è indecente, Manna, è indecente proprio. Perché, cioè, tu sai, ok, vuoi vendere dei giocatori, ma vedi, mandali in prestito, vendili, poi no. Mm, tu li mandi in prestito a gennaio alcuni giocatori come Langhi e Lucca, che poi li tieni sul groppone in estate, come li teniamo, cioè come siamo arrivati oggi. Ma vendili, prova a venderli, se non riesci a venderli, fai un obbligo di riscatto, una cosa del genere. Mo per esempio, no, la Lazio vuole Lucca, ma chiudi la trattativa presto, subito. Vedi di chiuderla subito la trattativa. Dici noi vogliamo questo, ma 15-20 milioni. Me li dai 15-20 milioni? No? Ok, sì, me li dai, a posto, tieni. Così si fanno le trattative, come sta facendo Milano,
come fa l'Inter, come fa la Lazio, come fa Roma, come fa Juventus. A così si fanno le trattative, non come facciamo noi. Ah, dobbiamo aspettare questo e questa. Voglio, c'è un casino in casa Napoli assurdo. Conte, tra l'altro, ha lasciato dei sfracelli assurdi. Ci ha fatto spendere 30-35 milioni per Beuke, ma che poi non lo andiamo ad usare mai. Che poi non l'ho usato mai. 30 milioni per Lucca, Lang ed altri. Ha combinato solo casini. Antonio Conte a livello di mercato, cioè ha speso 90 milioni solo per tre giocatori, che poi guarda caso non sono mai serviti a niente. Vabbè, oggi io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, Gio.